Oh, buongiorno. Buongiorno. Sempre nel quadro del lavoro che, che sto cercando di fare con voi per avvicinarvi alla politica, cioè a come funzionano le cose, che è un po' diverso da politica, cioè come, diciamo, il potere desidera che voi crediate che le cose funzionano. Vorrei attirare la vostra attenzione sulla seduta odierna. Ci siamo tutti preoccupati per la vicenda del MES e nel corso del dibattito che esiste, perché esiste questa opposizione, potrei dire questa opposizione più o meno, insomma. Esiste la Lega che ha preso una posizione molto risoluta, perché va anche capito che senza la Lega io, Claudio, tanti altri, lo stesso Matteo senza la Lega avremmo tranquillamente potuto abbaiare alla luna, ma non sarebbe diventato un fatto politico quello che abbiamo fatto. Nel corso di questo dibattito è emerso più volte il tema del ma ci sarà un passaggio parlamentare, benissimo. E io a varie riprese ho cercato di spiegarvi che il passaggio parlamentare, per carità, può anche essere importante sotto certi profili, ma nel contesto speciale particolare della ratifica, il passaggio parlamentare è tutto sommato una formalità per il banale motivo che nel momento in cui si votasse contro la ratifica di qualche cosa si sfiducerebbe il governo che quel qualcosa lo ha contrattato con altri governi. E quindi fondamentalmente il voto sulla ratifica e i dibattiti sulle ratifiche non appassionano mai molto. Forse la ratifica del MES fu una delle poche ratifiche accompagnate da un dibattito interessante nel 2012. Perché ve ne parlo oggi? Perché oggi, se non sbaglio, ratifichiamo 9 trattati internazionali. Allora, se volete capire perché tutto il vostro pathos riguardo all'esistenza o non esistenza di un passaggio parlamentare era mal posto, io vi perdono, perché se uno le cose non le sa, non le sa e non è colpa sua se non le sa. Però adesso date un'occhiata alla seduta di oggi in cui vengono ratificati dei trattati e traete le vostre conclusioni, d'accordo? Si voterà a maggioranza. Vi ricordo che il fatto che la minoranza non possa impedire alla maggioranza di governare è una cosa piuttosto utile e che ci servirà quando al governo saremo noi. E vi ricordo per l'ennesima volta che quello che voi vedete in aula è una punta, la punta di un iceberg che non è sempre fatto di ghiaccio, ma comunque se si vede alla superficie deve essere fatto di una qualche sostanza comunque galleggiante, non so, polistirolo, e che però voi non vedete tutto il resto, che purtroppo è, diciamo così, la parte più importante. Quindi il tema dell'eventuale accesso al MES che non c'è stato non è tanto il voto in aula per l'accesso al MES che non era previsto e che si sarebbe svolto come si svolgeranno fra un po' in aula le ratifiche, cioè la maggioranza voterà e bon. Ma è tutto quello che non avete visto. Per esempio, forse non avete visto, non avete notato il dettaglio. Facendo il lavoro dell'opposizione, il presidente Borghi ha trovato nel decreto rilancio il fatto che la spesa sanitaria extra prevista dagli interventi del rilancio ammonta a 1,7 miliardi. 1,7 miliardi equivale a una percentuale relativamente irrisoria, a una cifra dei 36 miliardi del MES che a quanto pare erano assolutamente indispensabili. Quindi questo significa una cosa banale, che
quei miliardi sarebbero stati spesi, se fossero stati chiesti tutti, per cose diverse da quelli per cui noi ci eravamo impegnati a spenderli, cioè per spesa sanitaria, perché se per il governo, per rilanciare l'economia e rilanciare il settore sanitario ne bastano 1,7, è chiaro che gli altri 34,3 sarebbero stati destinati ad altro e quindi avremmo avuto automaticamente la troika in casa, perché non avremmo tenuto fede all'impegno di fare solo spesa sanitaria. È tanto, è poco, è importante, non importa. Secondo me è importante mettere agli atti questo. Se non fosse importante, noi, ma anche tanti altri commentatori del dibattito, non andremmo oggi a consultare gli atti parlamentari di 8 anni fa. Lasciate perdere il fatto che qualcuno li consulta per dire delle scemenze, ma il fatto che delle cose siano agli atti è importante, ed è un dato di fatto che se il governo alla fine si è deciso a fare quello che chiedevamo, cioè un'emissione di BTP Italia, dopo avere per tutto il primo trimestre dell'anno e suppongo anche ad aprile detenuto il record di emissioni nette negative di titoli di Stato, questo temiamo che sia successo perché l'opposizione ha fatto un buon lavoro e lo ha fatto naturalmente mettendo la maggioranza di fronte alle sue contraddizioni. La maggioranza ha delle contraddizioni perché è fatta da un partito, il PD, che ha disperatamente bisogno di una unione esterna che una volta era sovietica e adesso è europea, per sopravvivere a se stesso, per acquistare potere e per fare opposizione, o anche per governare, ma loro già pensano a quando non saranno più al potere e da Bruxelles, controllando i funzionari italiani in commissione, potranno, attivare contro di noi il noto balletto dello spread, tutte le cose che sapete. E da un altro partito, i 5 Stelle, che sono la stampella del PD, ma che nel loro discorso pubblico si sono dichiarati fortemente critici verso l'Europa. È chiaro quindi che ogni volta che l'Europa c'è di mezzo, per noi è indispensabile andare a mettere il dito nella piaga di questa contraddizione, ed è assolutamente chiaro che se non ci fossimo riusciti, mettendola in evidenza, loro sarebbero andati dritti. Attenzione, non sto dicendo che è merito nostro se il governo non ha chiesto i fondi del MES. No, il merito è, fra virgolette, del governo, cioè dei 5 Stelle. Ma i 5 Stelle perché si sono mossi rischiando la cosa a cui più tengono, cioè la loro attuale carica parlamentare? Si sono mossi perché dopo che noi avevamo parlato, se non lo avessero fatto avrebbero perso la faccia. È tutto molto semplice, cioè la politica funziona così, altrimenti se siete così bravi, ecco, sta partendo. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta di ieri. Non so se sentite, presiede Calderoli e come all'inizio di ogni seduta si chiede al senatore segretario di leggere il verbale della seduta precedente. E il segretario di turno oggi è il senatore Giro. Allora, adesso ci saranno le votazioni delle ratifiche che saranno precedute dalla relazione in cui il relatore, che normalmente per le ratifiche è della commissione terza, cioè della commissione esteri, sarebbe stato così anche per il MES, perché in quanto trattato internazionale, anche se tratta di finanza, la relazione la fa un collega della terza, sarà fatta la relazione, poi ci saranno, verosimilmente non ci sarà discussione generale perché dovendone fare 9 di ratifiche la discussione generale non si fa, e ci saranno limitate dichiarazioni di voto, suppongo, anche perché lì se dichiarazioni di voto le fai una per gruppo, sono 7 gruppi per 10 minuti e hai 70 per 9, ciao, si arriva a domani perché il tempo poi ovviamente si esaurisce. Quindi io adesso vi lascio e vado in tribuna. Oggi credo di essere in tribuna perché, come sapete, in aula siamo ancora distanziati, c'è ancora il distanziamento asociale.
ma nel pomeriggio interverrò sul decreto scuola. Quello lo farò per fare qualcos'altro, d'accordo? Mentre per fare qualcosa farò una cosa che non vi dico perché deve essere una sorpresa, e quindi oggi avrò fatto contenti almeno 2 categorie di persone: quelle che vogliono che facciamo qualcosa e quelle che vogliono che facciamo qualcos'altro. Naturalmente tutte e 2 saranno scontente, perché quelle che vogliono che facciamo qualcosa probabilmente non vorrebbero che facessimo qualcos'altro, e quelle che vogliono che facciamo qualcos'altro certamente non vogliono che facciamo qualcosa. Però, diciamo così, abbiamo avuto il PC, abbiamo avuto il PLI, abbiamo avuto il PSI, abbiamo avuto, insomma, tanti partiti, perché non il PQI, Partito Qualcosa Italiano? Amici, la democrazia ha questo di buono, che è contendibile. Quindi i fautori del qualcosa sono pregati di organizzarsi, i loro ideologi sono su Twitter e il Parlamento li aspetta.